Fino a prova contraria dovrebbe occuparsi della sicurezza il Ministero degli Interni. Pensare che dei 200.000 arrivi ogni anno, come dice qualcuno del governo, sono tutti bravi ragazzi, dico che non può essere così, ma non voglio neanche generalizzare, ci saranno moltissimi bravi ragazzi, ma se c'è anche un solo ladro di polli dobbiamo dire c'è il rischio che ci sia un ladro di polli in mezzo. Dall'altro le notizie che arrivano dal mondo ci inquietano, ci preoccupano ed è giusto che questa preoccupazione si trasformi in legalità, non abbassare la guardia e tolleranza zero. Non tutti gli islamici sono terroristi come dico io, ma tutti i terroristi sono islamici, il che vuol dire non generalizzare ma anche non abbassare la guardia. È una partita interessante, si legge che ci dovrebbe essere una quarantina di magistrati in più e ben venga, magari ancora di più. Dall'altro dico anche che spero che si dia vita a un pool, a una task force veneta per quello che riguarda le banche e quindi le banche popolari, ci sia proprio una specializzazione come è accaduta per il Mose, che ci siano dei magistrati che si occupino solo di quello.